Con l'allenatore Massimo Bracali, allenatore dell'Hockey Club Castiglione, al termine della partita vinta per 8-3 contro il Sarzano, una partita molto importante perché ha permesso alla squadra di arrivare prima in classifica. Io dico che nella prima parte del primo tempo si sono sentite ancora le scorie forse della sconfitta nel derby con il Follonica. Poi la squadra piano piano ha aumentato il ritmo di gioco, sono arrivate le segnature. Contento? Ma sì, non abbiamo fatto una grandissima prestazione sinceramente, però stasera l'importante era il risultato, l'abbiamo ottenuto e abbiamo ottenuto il primo posto in classifica che non era scontato comunque all'inizio dell'anno, quindi dobbiamo essere felici e dobbiamo gioire e risultare perché comunque ci dà un bel vantaggio nel tabellone dei playoff di avere comunque le due partite in casa. Chiaramente la strada è ancora lunga, ora andremo a Matera, una trasferta difficile come sempre. Diciamo che la squadra non attraversa il miglior momento che abbiamo avuto durante l'anno perché le ultime due prestazioni insomma, non sono state secondo me alla nostra altezza. Ma detto questo sono convinto che con l'inizio dei playoff ritorneremo insomma, a giocare l'hockey che abbiamo fatto per buona parte della stagione, soprattutto nella fase centrale e quindi sono fiducioso comunque per fare delle belle partite e giocarci comunque la promozione. Allora prepariamoci per questa trasferta di Matera, già di per sé campo non facile, anche se quest'anno il Castiglione ha dimostrato che anche a Matera, su piste difficili, giocando come sa fare, può ottenere il risultato pieno. Ma sì, abbiamo dimostrato a Matera di poter prendere anche una bella imbarcata all'inizio dell'anno perché siamo andati giù e si è fatto proprio malissimo. Poi la volta dopo che siamo andati in campionato è venuta fuori una bella partita, è stata una partita difficile, gli episodi ci hanno detto bene, loro comunque non avevano neanche l'allenatore in panchina perché era impegnato con le ragazze in Coppa in Europa, insomma, quindi c'è da dire che sicuramente sarà una partita difficilissima perché comunque troviamo una squadra ben allenata, bella quadrata, che difende bene, gioca bene, sa cosa fare in pista, insomma. Soprattutto in casa è molto, molto difficile affrontarli. Quindi niente, ci rimbocchiamo le mani e domenica ci facciamo questa bella trasferta. Ragazzi, ho detto che queste partite qui insomma è bello giocarle perché hanno gli stimoli, vengono da soli, insomma. E chiaramente ora si vedrà se chi ha qui qualcosa in più per giocare ai playoff, perché i playoff sono un campionato a parte. Ho visto giocatori che fare benissimo tutta la stagione, arrivare ai playoff e magari andare meno bene perché c'è pressioni diverse, partite diverse, tutti ci mettono qualcosa in più e quindi speriamo di fare un bel finale di stagione, dai.